A 6 mesi dal disastro del Molinetto della Croda, i comuni aspettano ancora il risarcimento dei danni, ma a questo punto chissà se quel ristoro arriverà mai, vista la piega che stanno prendendo le procedure burocratiche per il riconoscimento della calamità naturale, che oltre alle Frontola aveva coinvolto pure Cison di Valmarino, Tarzo e Pieve di Soligo. L'accusa è partita da Roma. Alla senatrice PD Laura Puppato, il sottosegretario Erasmo D'Angelis aveva fatto sapere che al Dipartimento della Protezione Civile non risulta sia mai stato chiesto dalla Regione lo stato di emergenza, nonostante nell'immediatezza della sciagura la Giunta Veneta avesse decretato lo stato di crisi e avesse liquidato 4 milioni di euro. Ma perché ci vieni col ministro, ci vieni con i sottosegretari, se poi non ci metti neanche un centesimo avendo promesso a tutti che li mettevi? Potevi tranquillamente erogare, dar soldi ai territori a Re Frontolo. Da Venezia rimbalza così una difesa che è anche una controaccusa. Il dossier sarà ultimato a giorni con la rendicontazione dei danneggiamenti causati da 18 eventi meteorologici avvenuti in tutto il Veneto nel corso del 2014. Secondo il dirigente regionale Roberto Tonellato, il solo episodio del 2 agosto, per quanto assolutamente tragico data la perdita di 4 vite umane, non sarebbe infatti sufficiente a vincere la triste ma oggettiva concorrenza di alluvioni come quelle avvenute in Toscana e in Liguria. Tuttavia non è ugualmente detto che alla fine la maxi istruttoria basterà a sbloccare i fondi statali, che sono comunque limitati. Abbiamo stanziato nel giro di qualche giorno 4 milioni di euro. Sfido chiunque a dirmi che il governo abbia stanziato ancora un centesimo e ci vengono a dire che mancano le carte. Ma per favore.